tutti e ben ritrovati. Quest'oggi parliamo ancora di una nuova e tipica ricetta veneto, pasta e fagioli. È una ricetta tradizionale per la quale andremo ad utilizzare i fagioli di Lamon, che sono un prodotto IGP del bellunese, quindi sinonimo di qualità e bontà. Gli altri ingredienti che poi andremo ad utilizzare sono la pancetta, la pasta fresca, una patata, la cipolla e l'aglio, il sedano, il prezzemolo ed il rosmarino, il sale, il pepe e l'olio d'oliva. Iniziamo facendo un trito con le erbe aromatiche elencate prima, cioè il prezzemolo e il rosmarino. Poi mettiamo la cipolla, l'aglio ed il sedano. Prepariamo ora la nostra pancetta, la tagliamo sottilmente a fettine in modo da fare poi il soffritto con le erbe precedentemente tagliate e gli altri aromi. Iniziamo il soffritto con l'olio d'oliva, aggiungiamo il trito di erbe aromatiche e di aglio e cipolla fatto precedentemente e dopodiché andremo ad aggiungere la nostra pancetta, anche questa precedentemente tritata. A questo punto, quando il soffritto è pronto, aggiungiamo i fagioli. I fagioli sono stati precotti precedentemente in acqua leggermente salata. Teneteli piuttosto indietro di cottura perché poi andranno ad ultimarsi nella minestra e quindi nella ricetta stessa. Quando i fagioli si saranno leggermente insaporiti, andiamo ad aggiungere dell'acqua calda in modo da non abbassare il grado di cottura e poi andremo subito o quasi ad aggiungere le patate precedentemente tagliate a piccoli pezzi che andranno a cuocersi insieme ai fagioli. L'acqua che andrete ad aggiungere sarà in base a quanta pasta e fagioli dovete preparare, quindi quante persone avrete a tavola. A questo punto alziamo un pochino la fiamma e aggiungiamo le nostre patate. Aggiustiamo ora di sale, non esagerando, poi lo assaggiate, vedete se è il caso di aggiungerlo. Il pepe lo mettiamo solamente alla fine, quando il piatto sarà pronto, lo lasciamo sobbollire piano piano per circa un'ora. Poi dipende appunto dal grado di cottura che avevate dato precedentemente ai fagioli. Trascorso il tempo necessario aggiungiamo la pasta. In questo caso io sto aggiungendo della pasta all'uovo, quindi avrà una cottura di 3-4 minuti. Potete anche eventualmente mettere la pasta di grano duro, logicamente ci vorrà un pochino di più per la cottura. Qualche minuto prima che sia cotta possiamo anche chiudere il fuoco e lasciare la minestra riposare e quindi anche la pasta terminerà la cottura normalmente. Ultimiamo la nostra pasta e fagioli aggiungendo del pepe fresco macinato al momento, a gusto vostro per la quantità, e un giro d'olio d'oliva ed ecco, la nostra pasta e fagioli è pronta per essere mangiata. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video ricetta e seguite nell'app The